Buongiorno e bentornati a questa nuova puntata di 12.30 CEV, oggi dedicata alle scuole. Si riparte finalmente dopo molti mesi di chiusura degli istituti dovuti all'emergenza coronavirus. Ci sono molte questioni e molte anche preoccupazioni da affrontare. Io ringrazio i nostri ospiti con i quali faremo un po' un focus su questa ripartenza. Ringrazio e do il bentornato al direttore del Consorzio CEV, Alberto Soldà, buongiorno. Buongiorno a tutti. Al vicepreside dell'Istituto Comprensivo Minervi di Mogliano Veneto, dottor Diego Bottacin, buongiorno. Buongiorno. E al sindaco di Cavarzere, avvocato Henry Tommasi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, direttore, partiamo da lei con una riflessione su queste scuole. Insomma, sono stati mesi impegnativi per le famiglie, ma anche per gli enti locali, che ora si trovano a dover affrontare forse la sfida più grande, quella di rimettere in funzione le scuole e gestire una fase difficile, sicuramente con molte incertezze. Come la vede lei? Ma dico, finalmente siamo arrivati al fatidico momento in cui le scuole riapriranno. Il tema non è riaprire o non riaprire, ma secondo me è come riaprire. È necessario riaprire, bisogna farlo nel modo migliore, con la consapevolezza di quelli che sono i rischi che si possono correre. E vediamo che in questi giorni i nostri soci, i nostri comuni sono veramente alle prese con tutta una serie di problematiche. Prima di tutto c'è attraverso proprio un groviglio, diciamo, di norme che non dà sicuramente né tranquillità e né chiarezza sicuramente a quelli che sono gli amministratori, tantomeno alle famiglie, io mi metto anche da questa parte, tantomeno appunto ai ragazzi. Io faccio una semplice riflessione, anche perché la scuola non è insomma uno degli argomenti e delle attività che il CEV segue, però insomma siamo sempre vicini ai nostri soci sulle problematiche. Faccio una riflessione. Penso che tutto il tema sia stato centrato sui banchi. Mi viene un po' da sorridere pensare che il tema della riapertura delle scuole fosse sulla fornitura dei banchi. Secondo me il tema vero, il tema reale è legato sicuramente a quelle che sono le risorse, ne sono state stanziate perché il decreto rilancio ha stanziato 330 milioni. Il tema relativo alla scuola è sicuramente il trasporto scolastico. Questi plessi bisognerà raggiungerli in sicurezza. Sentiamo parlare poco anche di quelli che sono fondamentali e importanti per le famiglie, i servizi pre e post scolastici. E un altro tema, che magari insomma se ne parla anche poco, può essere quello dell'uso delle palestre. Ecco, io penso che questi sono i veri appunto problemi e i veri temi legati a questo importantissimo momento che è la riapertura, che dovrebbe dare per certi aspetti, anche con una situazione che purtroppo non sta andando per il meglio, legato insomma a questa ripresa. Faccio una provocazione, non so quanto possa essere appunto, facevo una riflessione. C'è stata in questi anni un po' la tendenza a fare queste grandi concentrazioni di plessi scolastici, cioè portare tutto, condensare in dei plessi che diventano, faccio caso per esempio nel mio paese dove insomma ci sono dei plessi importanti, degli istituti comprensivi che raggruppano, che hanno concentrato proprio un elevatissimo numero di studenti, cosa che in questo momento è un problema. Dico, abbiamo tante scuole chiuse, nei piccoli comuni esiste una realtà, voi sapete che ormai il Consorzio ha come soci il 75% dei comuni del soci CEV a meno di 5.000 abitanti, c'è una realtà di piccole strutture che sono state chiuse proprio in virtù di questa concentrazione, sicuramente dettata da economia, eccetera. Ma una piccola riflessione, potrebbe essere un momento in cui si arriva a ripartire e a ripensare un modello di scuola
più piccolo, magari questo potrebbe anche portare con una formula a rivitalizzare alcuni centri. Capisco che il tema è abbastanza provocatorio, però è una riflessione che facevo, sì, passando per tanti piccoli comuni quando vengo a Verona e vedendo quelli che sono siti dismessi. Ecco. Dottor Bottacin, appunto si riapre finalmente dopo questi mesi lunghi di chiusura, che però per le scuole non hanno voluto dire stare fermi, ma progettare la riapertura. Quindi le chiedo come vi siete anche preparati a questa ripartenza, quali sono come dire, le soluzioni che avete immaginato per garantire la sicurezza sia degli alunni ma anche poi dei corpodocenti, di tutto il personale. Ma sono stati mesi molto complicati, molto difficili e anche molto intensi dal punto di vista proprio dell'impegno dei dirigenti, dei collaboratori dirigenti, di molti docenti. Poi ovviamente in queste cose non è possibile coinvolgere tutti, ma insomma mesi molto complicati. L'elemento principale è la paura e l'incertezza delle famiglie, degli insegnanti, dei genitori, dei ragazzi di fronte a una situazione diciamo che genera sicuramente ansia, preoccupazione, eccetera. E devo dire che la comunicazione dei provvedimenti, delle linee guida e delle indicazioni che sono venute a livello centrale, a livello ministeriale e poi a cascata da quelli che una volta, che la gente conosce ancora come provveditorati, ma insomma le articolazioni regionali e provinciali del Ministero dell'Istruzione. Purtroppo, pur rendendomi conto della difficoltà, della complicatezza della situazione, non hanno aiutato in questo senso, perché ovviamente col senno di poi forse è facile dirlo, ma insomma meno comunicazioni molto più chiare, molto più semplici e tempestive, cioè date per tempo, avrebbero aiutato molto di più. In realtà noi siamo stati tempestati da comunicazioni non sempre, diciamo, coerenti una con l'altra, ma poi soprattutto da grandi ritardi nelle questioni fondamentali, cioè quali sono effettivamente le regole minime di distanziamento, come andavano fatte, quali risorse abbiamo a disposizione per affrontare questa situazione. Nel nostro istituto abbiamo saputo solo 4 giorni prima dell'apertura quanti erano i docenti che noi avevamo a disposizione, quali potevamo chiamare, quali erano i collaboratori, i bidelli, ecco, insomma, per chiarezza. E questo ha contribuito molto a elevare questa ansia e situazione di incertezza da parte dei genitori. Poi, come ci siamo preparati? Abbiamo potenziato il più possibile la connettività, perché abbiamo fatto un piano di emergenza qualora si dovesse tornare anche solo per una classe o per 2 classi, auspicabilmente mai, ma alla didattica a distanza, affrontando sia programmando sia la situazione appunto di 1 o 2 classi che devono essere in quarantena per 15 giorni e pertanto devono avere la continuità didattica, sia di eventuali ragazzi singoli nelle classi che per ragioni sanitarie devono stare in quarantena, magari i genitori, la famiglia è in quarantena, devono stare anche loro, o per particolari fragilità loro, immunodepressione, cose, è prudente che non siano a scuola o non siano a scuola per tutte le ore del giorno e pertanto per poterli accompagnare con la didattica a distanza. Per cui il primo potenziamento sugli strumenti per la connettività, che tutti i ragazzi abbiano la possibilità di collegarsi con una banda sufficiente, eccetera.
E poi, certo, edilizia e trasporto scolastico, altre due questioni molto rilevanti. D'accordo con il direttore, la questione dei banchi per noi non era un problema, non ne abbiamo chiesto neanche uno, perché i banchi singoli li abbiamo da anni. E il problema invece è l'edilizia, cioè noi abbiamo delle scuole che sono state costruite diciamo anni 70, inizi anni 70, lo standard normale per quell'epoca della dimensione di un'aula era 40 metri quadri. In 40 metri quadri più di 20 alunni in sicurezza non si possono far entrare. Per cui reperimento di aule aggiuntive presso la parrocchia, presso vecchie scuole dismesse, poi magari mi riservo di fare una riflessione più articolata sulla provocazione del direttore. Però, insomma, ci siamo riusciti con molta fatica, stiamo incrociando le dita perché le cose, sì, cioè le sorprese sono ogni minuto, però la priorità dichiarata della necessità di aprire le scuole, di aprirle assumendoci una quota di rischio inevitabile, la più bassa possibile, ma anche consapevoli che dobbiamo farlo nella maniera più seria ma anche convinta possibile. Lo abbiamo assunto fin dall'inizio. Questa primavera a distanza ci ha insegnato molte cose, ma ci ha insegnato più di tutto una cosa, e credo l'abbia trasmessa anche con forza a tutti i genitori e anche, diciamo, una consapevolezza di tutti che senza scuola un paese è morto. Senza una scuola che funziona, certo, veramente siamo in grandi difficoltà tutti, non solo le famiglie, ma veramente tutti. Sindaco, la scuola ha fatto le sue valutazioni, ha tutte le circolari a cui risponde, di cui far conto, però il Comune le è stato vicino sicuramente in questo frangente, anche proprio sul fronte dell'edilizia scolastica, immagino. Voi avete come Comune fatto qualche intervento? Come siete riusciti a gestire il distanziamento nelle aule, negli spazi della scuola? Prima di questo vorrei mettere in evidenza tre concetti. Il primo sicuramente va un ringraziamento, comunque sia il plauso di quello che è stato fatto dagli organi superiori, in primis al Ministero di competenza, perché ricordiamoci che comunque sia è un'emergenza che non aveva portate precedenti, non facile da gestire perché ci sono delle evoluzioni continue da questo punto di vista, e quindi capisco, anche se in modo molto defilato, perché purtroppo dovremmo esserci in tutta la posizione per capire bene, capisco quali sono i problemi che devono affrontare e poi quindi anche come devono poi ricostruire tutta la situazione per poter far ripartire la macchina scolastica, in poche parole. Anche se dall'altro punto di vista sicuramente il moltiplicarsi di decreti, di provvedimenti, tra virgolette legislazione in materia ci dà della difficoltà, perché operativamente poi noi dobbiamo e siamo i primi a mettere in campo il risultato finale, insomma, diciamo. E il secondo concetto che vorrei mettere in evidenza: sicuramente importante ripartire, in un modo o in un altro, cercando di trovare la soluzione sicuramente migliore, bisogna ripartire, perché come si diceva e come era stato detto fino a poc'anzi, la ripartenza della scuola è fondamentale per il territorio, per la nostra società, ma soprattutto la nostra società deve continuare e la scuola naturalmente è il caposaldo che fa in modo che la nostra società possa proseguire. Infine vorrei proprio ringraziare, qua abbiamo appunto anche dei tecnici del settore, vorrei ringraziare proprio il preside, noi lo chiamiamo preside, insomma il dirigente scolastico, il vicepreside come si diceva poc'anzi, insomma tutta la struttura scolastica, perché in questo periodo abbiamo lavorato al loro fianco proprio per poter ripartire in sicurezza, anche se non è semplice,
Molte volte ci siamo scontrati anche in questi giorni, perché naturalmente ognuno ha la propria visione, però comunque sia l'obiettivo comune di tutti è sempre comunque uno: far ripartire la scuola. Anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà, come un po' tutti i comuni d'Italia. È vero, abbiamo anche noi delle strutture dismesse o d'altro, però in linea di massima siamo riusciti, per vari motivi, dopo alla fine abbiamo votato, e siamo riusciti a far ripartire le scuole all'interno delle strutture già funzionali, che quelle sono già in funzione. Per motivi, adesso io non mi dilungo su questo, ma soprattutto nel momento in cui abbiamo delle scuole che sono già state dismesse o comunque sia non sono attive ormai da qualche anno, è più difficile farle ripartire, soprattutto farle ripartire in tempi così ristretti, perché è questa la partita principale. Ciò non esclude che però possa poi successivamente aprirsi altri fronti, altre programmazioni per gli anni successivi. Siamo riusciti a far ripartire ovviamente anche noi con degli spostamenti, perché anche noi avevamo delle classi, alcune classi che non ci stavano all'interno dell'istituto, abbiamo dovuto spostare e sdoppiare in altri istituti, quindi insomma degli spostamenti e sicuramente dei disservizi ci sono all'interno del mondo scolastico. Però insomma abbiamo iniziato, e sicuramente abbiamo già fatto, la scuola ha già iniziato a fare i primi incontri con le famiglie per spiegare questo, perché devono capire le ragioni che hanno portato a queste scelte, a queste decisioni, e alla fin fine mi sembra, adesso per carità le cose si vedranno bene e poi fra qualche mese, diciamo, ecco, sicuramente ci saranno lo stesso delle lamentele, perché fanno parte delle lamentele, ci sarebbero state lo stesso, a maggior ragione in queste circostanze, però penso che un po' tutti, soprattutto le famiglie, vogliono fare partire la scuola. Il mio problema, diciamo, la mia preoccupazione maggiore è: speriamo che poi la scuola continui, questa è la mia preoccupazione maggiore, speriamo che effettivamente si possa continuare in tranquillità, magari con delle modifiche, perché magari ci saranno necessarie delle modifiche, ma l'importante è che l'anno scolastico non si interrompa in modo così brusco come l'anno scorso, quello sì. Ecco, credo che questa sia la preoccupazione di tutti, in primis di tutti i genitori che hanno dovuto gestire una situazione sicuramente non facile, oltre che dal punto di vista sanitario. E qui la richiesta al dottor Bottacin. Speriamo che non succeda, ma se si riscontrano casi di positività e quant'altro, ma come gestirete queste eventualità e quali precauzioni state usando? Insomma, penso sia la seconda domanda dopo riusciremo a fare l'anno scolastico intero che i genitori fanno. È questa, insomma. Brevemente le chiedo un po' le procedure che avete immaginato. Sì, allora, in maniera un po' rocambolesca, ma siamo riusciti a avere tutte le aule, 5 aule, 5 classi, diciamo, in edifici diversi da quelli soliti, una sezione, 5 classi, le altre all'interno dell'edificio, rinunciando purtroppo ai laboratori, per cui i laboratori, che erano le uniche aule spaziose, più spaziose delle altre, diventano aule per le classi più numerose. Abbiamo collocato tutte insomma, i dispenser per la disinfezione, abbiamo sistemato tutti i bagni, risistemato tutti i bagni perché sia possibile l'igiene frequente delle mani. Abbiamo posizionato la segnaletica per terra per le vie di accesso, le vie di uscita. Abbiamo differenziato il più possibile in tutte le scuole i punti di accesso, per cui abbiamo da 2 a 4 punti diversi di accesso, abbiamo fatto gli stalli, regolamentato l'ingresso nelle scuole, ogni classe sa dove deve posizionarsi all'esterno della scuola alle 8-5, sanno con che ordine devono entrare, con che ordine devono uscire. Devo dire che insomma, i ragazzi in questi primi giorni hanno risposto in maniera molto molto positiva. E ogni momento escono problemi da affrontare, da risolvere, piccoli, grandi, e anche qui insomma c'è molto da, insomma, ogni giorno da affrontare situazioni diverse, però finora le cose sono andate
Abbiamo approntato, siamo in collaborazione ovviamente con la struttura sanitaria locale, con l'USL, 2 nel nostro caso di Treviso. Abbiamo un insegnante responsabile per il tracciamento dei casi Covid, per cui ogni momento si sa chiunque all'interno della scuola con chi era a contatto, è tracciabile in ogni momento. Abbiamo la saletta che per fortuna finora non abbiamo dovuto usare, dove isolare eventuali ragazzi che abbiano sintomi che possono far pensare al Covid, assistiti ovviamente dall'insegnante, dove possono attendere i genitori che vengono a prenderli. Ogni classe ha il termoscanner per rilevare la temperatura dei ragazzi anche a scuola. Certo, lo devono fare i genitori a casa, ma in ogni classe l'insegnante può in ogni momento rilevare la temperatura, e sono insomma le precauzioni che abbiamo assunto. Ultima cosa... Più di questo, insomma, è difficile pensare a qualcosa in più. Sì, beh, diciamo abbiamo curato nei dettagli il piano per la didattica a distanza integrata, nel senso che insomma, ci auguriamo di non dover mai arrivare al lockdown, ma come dicevo prima è purtroppo possibile. Temo, avendo noi un migliaio di studenti, è anche probabile che un caso arrivi, il caso comporta la quarantena della classe, la quarantena della classe comporta la quarantena di tutti gli insegnanti che sono stati a contatto con quella classe, per cui ci siamo organizzati, come dicevo prima, in un piano dettagliato per garantire a quella classe e anche agli altri studenti che hanno gli insegnanti in quarantena di poter continuare a fare le lezioni il più possibile in classe. Lo scenario è quello di un possibile domino. Esatto, però diciamo che con alcune risorse aggiuntive, alcuni supplenti che andremo ad assumere nei prossimi giorni, anche quando un insegnante è in quarantena e non è malato ovviamente, potrà far lezione agli studenti in classe che non sono in quarantena, per cui ci sarà una sorveglianza in classe degli studenti e l'insegnante da casa tramite la videolezione che continui, con lo scopo di tenere il più possibile i ragazzi a scuola finché è possibile, cioè di tenere l'ambiente classe. Poi ovviamente nel pianificare queste cose noi abbiamo cercato di immaginare tutti gli scenari, dalla chiusura minima. Ecco, importante, ci siamo organizzati anche per garantire a singoli alunni che per qualunque motivo debbano stare a casa, di poter continuare ad essere seguiti a distanza attraverso le video lezioni in modo da poter continuare il percorso di apprendimento. Sindaco Tommasi, la preoccupa questa fase? Da sindaco come la vive e come la vive anche la sua cittadinanza, se ha avuto dei feedback in questo senso? E poi cosa potrà fare il Comune per continuare a essere vicino alle scuole? Allora sì, la preoccupazione c'è tutta, insomma, ci mancherebbe. Sicuramente quest'inverno, nel periodo clou, insomma, tra marzo, aprile e maggio, la preoccupazione e la tensione era ancora maggiore, insomma. Adesso diciamo che c'è sempre una ampia tensione, però abbiamo già degli strumenti maggiori per riuscire a controllare tutto, però la tensione c'è. E la tensione, vi dico la verità, è soprattutto incentrata su due fronti. Da una parte le persone più anziane, soprattutto qua in loco poi abbiamo anche la casa di riposo, lì c'è un'attenzione molto particolare, una preoccupazione molto particolare, perché sappiamo che se scoppiano dei casi all'interno di strutture per anziani, la situazione diventa molto difficile da gestire. Proprio questa mattina sono stato proprio lì perché abbiamo festeggiato il compleanno di una signora che ha compiuto 105 anni, insomma, quindi è arrivato anche un bel traguardo e quando insomma si è in quegli ambienti bisogna stare molto attenti, maggiormente attenti, diciamo, con tutte quelle precauzioni,
Però dall'altro punto di vista ci sono tanti anziani, tante persone che abitano, hanno residenza all'interno di queste strutture che hanno delle grossissime difficoltà, perché ricordiamoci che sono bloccati lì da febbraio di quest'anno, quindi con tutta una serie di norme particolari che alla fine non gli permettono di avere una vita sociale regolare. Quindi c'è una preoccupazione, una tensione elevatissima per le persone anziane. E dall'altro punto di vista sicuramente la tensione per quanto riguarda l'ambito scolastico, perché lì sarà veramente il banco di prova per l'internazione, è inutile che lo neghiamo. Nel momento in cui ripartirà la scuola effettivamente, tra qualche settimana e tra qualche mese si vedrà se effettivamente le regole che ci stiamo dando, che sicuramente andranno anche in evoluzione, ci permetteranno di continuare con un certo passo o meno la nostra programmazione. Quindi la tensione c'è tutta, noi come amministratori cercheremo di essere il più possibile vicino ai cittadini e l'abbiamo cercato di fare anche in questi mesi e lo faremo anche nei prossimi mesi. La tensione la percepiamo anche da parte della collettività, anche se effettivamente in quest'ultimo periodo sarà un po' l'estate, sarà un po' il clima di vacanza, giustamente. Ho visto che si è anche un po' sgonfiata la tensione, per fortuna diciamo, anche perché non si può vivere sempre in quel modo, altrimenti effettivamente non si riesce a vivere e non è modo di vivere così. Però quest'inverno sicuramente ci aspetta una bella prova, speriamo, sono fiducioso riusciremo sicuramente a superarla, però ci vuole l'impegno di tutti, insomma, da parte sia di chi amministra o di chi insomma in qualche modo gestisce un servizio pubblico, e da parte anche della collettività che deve cercare di adeguarsi un po' e di avere e di essere, tra virgolette, ligi a quelle normative o comunque sia a quelle regole che cerchiamo di darci per poter poi vivere in tranquillità, sperando insomma che finalmente questo vaccino, questo medicinale possa il prima possibile arrivare per poter poi insomma vivere finalmente una vita tranquilla che tutti vorremmo, insomma. Ho saputo, adesso qua è una battuta, insomma, per carità, ho saputo che Putin l'ha già messo a disposizione, quindi insomma vedremo se effettivamente funziona. Naturalmente è una battuta, speriamo effettivamente comunque che si arrivi a un medicinale che finalmente ci possa riportare alla piena normalità, insomma. Direttore, per concludere, insomma, questo è un po' il quadro di ovviamente incertezza, nel senso che la scuola riparte in queste ore, quindi ci vorrà un po' di tempo per capire gli effetti, come andrà, aggiustare il tiro, se c'è bisogno, eventuale aumento di contagio o no, insomma, tutti speriamo che non sia così, però l'incertezza in questo momento c'è. Lo scenario qual è e cosa ci aspetta secondo lei? Allora, io sono fiducioso perché in tutta questa, abbiamo detto, confusione normativa, tutta questa cosa, abbiamo avuto due testimonianze da parte di quelli che sono gli attori principali, cioè l'amministrazione, quella che vive quotidianamente con la comunità e deve anche dare risposte concrete, e da una parte la scuola, fatti concreti, cioè nessuno si è oggi lamentato, forse io sono stato provocatorio per capire se c'era qualcosa da lamentarci, ma abbiamo avuto una risposta veramente concreta. Io sono fiducioso che grazie al lavoro che fanno amministratori e tutta la struttura, diciamo, della scuola, usciremo e sarà una grande prova di maturità. Prendo lo spunto però per dire anche, cogliere qualche aspetto positivo. Io non sono un esperto, ma penso che mai come questo periodo comune e scuola si siano parlati, si siano confrontati, abbiano trovato quella sinergia che potrà essere utile anche in futuro. L'altro aspetto, diceva il professor Bottacin prima, importantissimo, abbiamo potenziato la connettività, cioè noi abbiamo fatto in questo tristissimo inizio del 2020 passi in avanti quanti nessuno mai poteva sperare, anche dovuti all'emergenza, proprio in quello che è un tema della digitalizzazione, dell'informatizzazione, di un nuovo modello organizzativo proprio per la scuola. E questo è un passo in avanti che sicuramente ci farà recuperare verso altri paesi, cioè pensare che io ancora avevo la lavagna con i gessetti e non sono vecchio, e che oggi le mie figlie fanno lezione virtuale e sono veramente avanti,
questo sarà sicuramente un qualche cosa che lascerà positività. Ecco, no, bisogna invertire anche il termine, purtroppo ci dobbiamo anche... ecco, comunque è sicuramente un passo in avanti. Questo è un paese dalle mille risorse, amministrazione e scuola sono gli esempi più chiari e lampanti che anche nell'incertezza il territorio risponde sempre presente. E con questa nota di positività, ma positività nel senso buono del termine, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il professor Bottacin, il sindaco Tomasi e il direttore Soldà per essere stati con noi e do appuntamento alla prossima puntata di 12:30 CEV. Grazie ai nostri spettatori, arrivederci. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie a tutti.